La ripresa dei flussi migratori dal Nord Africa e il rischio della diffusione di una nuova ondata di coronavirus con tutte le difficoltà che comporterebbe la gestione dell'emergenza rappresentano un binomio dal potenziale fortemente esplosivo anche a Venezia. La prefettura sta valutando caratteristiche e disponibilità degli immobili demaniali in grado di ospitare le quarantene di migranti positivi al Covid sotto il controllo delle forze dell'ordine per tutta l'area della città metropolitana. Ma proprio da Cafarsetti è già stato comunicato ufficialmente un no garbato ma deciso. È una contrarietà ferma, ma altrettanto siamo consapevoli delle grosse difficoltà a cui le prefetture sono chiamate, a cui nei limiti del possibile daremo tutto il nostro sostegno, anche eventualmente tecnico, anche eventualmente per sistemare delle situazioni in giro per la provincia che possano essere più consone, più lontane dai centri abitati, non incidenti su comuni turistici e soprattutto che non vadano a ricadere sempre sulle spalle di quei comuni che già sopportano il peso di alcune scelte migratorie sbagliate. Le proteste che hanno unito Cona, dove si era paventato l'uso della già famosa caserma, ai comuni di Cavarzere e Agna, appaiono solo un aperitivo di quanto potrebbe accadere sul territorio, soprattutto dopo l'eco che ha avuto il maxifocolaio scoppiato nell'ex caserma Serena di Treviso. Sotto osservazione della prefettura di Venezia ci sono ex caserme anche a Portogruaro, Mira, Ceggia e naturalmente nell'entroterra del comune di Venezia, dove il presidente della municipalità di Favaro Veneto, Marco Bellato, ha già espresso la sua assoluta contrarietà all'utilizzo della caserma di via Orlanda. Venezia è già un comune che ha accolto e accoglie delle situazioni di difficoltà e le ha accolte in questi anni sempre con responsabilità e sapendo che purtroppo sulle prefetture e sui comuni lo Stato ha scaricato in questi anni tutto il peso delle scelte sbagliate in materia di politica migratoria nazionale. Dall'altra parte è altrettanto vero che in terraferma già insistono situazioni di difficoltà e di marginalità legate a una forte presenza di persone ai margini, più delle volte richiedenti asilo irregolari o irregolari e su queste ovviamente non possiamo pensare di aggiungere altre situazioni di marginalità a rischio. A Venezia poi si teme anche un ulteriore effetto negativo su un'industria turistica che peraltro funge da traino all'intera regione. Dalla prefettura intanto ci si appella alla collaborazione a tutti i livelli davanti ad una possibile emergenza che per essere risolta non ha certo bisogno di polemiche e divisioni. Un invito per ora, non dimenticando che le strutture potranno anche essere requisite.